Quindi a me dispiace questo attacco che è assolutamente gratuito. Mi rendo conto che oggi lui molto probabilmente sarà arrabbiato, però io mi auguro veramente che lui faccia un po' pace con una questione molto importante che io dico sempre. Anch'io vengo da un mondo dell'attivismo da un punto di vista associativo, però quando poi si assume un determinato ruolo bisogna farne 20 di passi indietro, o si decide di essere una cosa o si decide di essere un'altra, e nulla toglie a quei valori che ci portiamo dietro, cioè quei valori ci appartengono sempre e noi li possiamo mettere in campo anche in ambito istituzionale come consiglieri e come consigliere, però non si può continuare ad avere la delega su quel determinato tema e continuare a portare avanti un attivismo in un comitato che porta anche il tuo nome. Già quello era sbagliato in partenza, quindi a me dispiace umanamente, politicamente in questo intervento ha sbagliato tutto. Stupisce, no? Cioè, voglio dire, non puoi avere un consigliere comunale che, insomma, per quanto possa essere una brava persona, uno che profondamente crede in quello che sta facendo, che comunque, diciamo, fa esattamente il contrario, segue esattamente la linea contraria di quella del comune, no? Cioè, io, se devo essere sincera, oggi, magari oggi no, però mi aspetterei anche, siccome comunque Mansi, insomma, ha sempre voluto mettere in evidenza la sua coerenza, eccetera, che lasci anche il ruolo di presidente della commissione, perché tu non puoi andare a Trieste l'11 dicembre, come ha detto, e protestare, no, contro l'assessora chiedendo le dimissioni su una cosa che viene invece, c'è un tavolo di lavoro a cui partecipano appunto il comune e altri attori.